Rientri a casa da 10 giorni di vacanza e trovi questa sorpresa. Non sappiamo ancora cosa hanno rubato perché prima dobbiamo risistemare tutto. Traspare l'amarezza dal post pubblicato sui social dall'ennesima vittima dei ladri. Poche righe che ripercorrono quanto accaduto mentre i padroni di casa si trovavano in vacanza, il tutto accompagnato dalle foto delle stanze messe a soqquadro dai banditi. L'amara sorpresa una volta rientrati. I malviventi si sono introdotti dalla vetrata di una stanza, mandata in frantumi utilizzando probabilmente una mazza di ferro. Come racconta la stessa vittima, nonostante ci fosse l'allarme inserito, sembra che per un guasto abbia suonato solo all'interno dell'abitazione, permettendo ai ladri di lavorare indisturbati. Sempre secondo la ricostruzione dei padroni di casa, il colpo potrebbe essere stato messo a segno nella notte tra il 27 e il 28 agosto, quando una vicina ha raccontato di aver avvertito il suono a volume basso di un allarme. Immediata la denuncia ai carabinieri che stanno lavorando per identificare i responsabili.